Una pioggia inizialmente leggera che in un baleno si è trasformata in una bomba d'acqua accompagnata da forti raffiche di vento. Le immagini a Venezia sono eloquenti, la gente si prova a riparare in un negozio mentre dal plateatico del bar di fronte iniziano a volare sedie, tavolini e ombrelloni. Scene ripetute davanti alle procuratie di Piazza San Marco con i banchetti o alle zattere, spazio naturalmente più esposto alle raffiche. Il maltempo improvvisamente abbattutosi nella tarda mattinata di giovedì ha visto all'opera nelle ore successive, quando già il sole era tornato a farsi vedere, i vigili del fuoco che hanno risposto in almeno 150 interventi in Veneto. Alberi caduti, rami e altri ostacoli ostruivano le strade nelle province di Venezia, Belluno, Treviso e Verona. In vaste zone delle province di Rovigo, Treviso e Venezia si sono registrate delle interruzioni di energia elettrica che la Protezione Civile ha assicurato risolvibili nel giro di poche ore. Disagi importanti anche lungo le coste, con Eraclea, Jesolo e Sottomarina, che hanno visto molti stabilimenti balneari e le prese con l'esdraio volate via per alcune decine di metri e anche qualche imbarcazione di salvataggio spostata e capovolta dalla forza del vento. Le piogge hanno creato problemi anche alla viabilità. Lungo l'autostrada A4 i mezzi si sono fermati spesso sulla corsia d'emergenza a causa della scarsa visibilità e le aree di sosta si sono riempite di veicoli parcheggiati in attesa che passasse il nubifragio. Mezz'ora di pioggia e vento intenso che potrebbe avere repliche simili fino a venerdì pomeriggio.